Quando ti alzi la mattina già stanco, già stanca, e l'unica cosa che riesci a fare è forse una camminata che poi magari torni a casa dopo 10-15 minuti e sei stravolto, vuol dire che il tuo sistema nervoso è arrivato a un limite. Quel limite l'ha raggiunto molto prima, non l'ha raggiunto quel giorno lì, ma l'ha raggiunto magari settimane, mesi prima. C'è un periodo di 3 mesi in cui se questa allerta, se queste paure, se questi conflitti all'interno del corpo vanno avanti, arriviamo a un esaurimento di questa batteria. Questa batteria è il nostro sistema nervoso. C'è un metodo, il mio metodo Neurobalance aiuta proprio questi sintomi persistenti a ricablarsi, a riequilibrarsi per ritornare a stare bene. Ci sono vari step su questo metodo. Il primo veramente è capire che sei in una situazione in cui in una situazione non grave, in cui l'educazione ti aiuta moltissimo a capire che il tuo sistema non è rotto, non sei danneggiato, all'interno di te non ci sono problematiche gravi. Questo lo fai attraverso l'autovalutazione che trovi nel mio sito web, venezianotherapy.com. L'autovalutazione ti dà una mano per dire ok, questo sintomo non è qualcosa che secondo me è insomma grave, e parliamo di sintomi nociplastici o sintomi primari, quindi creati da un sistema in allerta. Secondo step è quello di esprimere quella parte del conflitto che abbiamo interiore, perché molto probabilmente ci sono delle paure, delle preoccupazioni che continuano a girare e rigirare all'interno di te, che stanno bruciando dell'energia, delle previsioni negative di un futuro che ti sta facendo paura. Ma questo futuro che ti sta facendo paura non è fondato su un'educazione solida che ci dice o ti dice che il tuo corpo veramente può riequilibrarsi, ma non lo stai supportando adeguatamente, molto probabilmente, o ci sono ancora conflitti che girano. Il terzo step è quello del riequilibrio. Una volta che abbiamo espresso o comunque capito questi conflitti, non necessariamente devi andare da uno psicoterapeuta per 12 mesi per risolvere questa cosa. Una volta che hai capito almeno, quindi il potere della consapevolezza, questi conflitti, il terzo è prevedere qualcosa di positivo. E una volta che hai previsto, il tuo corpo va verso quegli atti proprio fisici che vanno in congruenza con il tuo futuro migliore, il tuo futuro dove ti muovi in modo normale, dove pensi in modo positivo, dove mangi in modo equilibrato, dove vai a dormire, diciamo, prima della mezzanotte, ti alzi in un certo orario la mattina o sempre quello. Insomma, quella previsione positiva deve essere prima messa all'interno del nostro corpo prima di arrivare all'esterno.